Il tema della sicurezza è entrato prepotentemente in questa campagna elettorale, secondo alcuni si sta anche facendo molta retorica, vale a dire si strumentalizzano determinati atti per prendere più voti. Innanzitutto le chiedo, c'è un allarme sicurezza nel Veneto e voi come intendete rispondere? L'allarme deriva da quella che è appunto l'incapacità a livello di governo di difendere quello che è un territorio nazionale, territoriale, che ha bisogno appunto soprattutto di controlli alle frontiere. Non sono solo gli sbarchi che arrivano dalla Libia, dalle coste dell'Africa, ma sono soprattutto l'incapacità di controllo delle frontiere, ad esempio verso est. Penso sia questo anche un obiettivo fondamentale, quello di ripristinare il controllo di quel trattato di Schengen che ormai deve essere appunto rivisto a livello europeo. Voi dite sostanzialmente basta slogan, riprendiamoci il controllo del territorio a partire dalle amministrazioni locali. Partire da un esempio che è quello di Verona per noi, un esempio che ha visto una città che con la sinistra aveva perso appunto una sua identità e soprattutto aveva aumentato quelle che potevano essere le criticità per quanto riguarda la sicurezza. Abbiamo visto che anche gestendo in maniera adeguata ad esempio i campi rom. La differenza sono quelli appunto clandestini, quelli illegali. Un conto è quello che è stato anche un percorso di definizione e di costruzione di certi centri con cui anche il ministro Maroni all'epoca aveva dato delle risorse che sono controllati.